ascoltare, non per assistere. Assistere è diverso dal partecipare. Noi siamo qui per partecipare a un momento che è un momento di riflessione innanzitutto. Vogliamo riflettere, vogliamo meditare, vogliamo contemplare il dolore di una madre, di Maria, il dolore di colei che è senza peccato, che è stata preservata dal peccato, ma che non è stata preservata dal dolore, dalla spada della sofferenza. Simeone le aveva annunziato: anche a te una spada trapasserà l'anima. E l'anima di Maria è stata trapassata da spade di dolore. Oggi contempliamo l'estrema, l'ultima, il più grande tra i dolori, la morte del figlio. La morte di Gesù significa far memoria di quanto Dio ci ha amato fino al punto di dare il suo figlio di spada al suo cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Anche l'arte nei secoli ha favorito l'uomo alla ricerca di Dio. Ogni opera, infatti, consente di uscire da sé, ci rimanda ad un qualcosa che supera l'immagine da essa rappresentata. Ci può e ci dice di no. Lei, come una sposa che si adorna per il suo sposo, è lì che offre ancora la sua stessa vita, in totale abbandono e fiduciosa speranza, per vivere in pieno tutto il mistero d'amore. Non c'è amore più grande, amava ripetere Gesù, di quello che sa giungere al punto di donare tutto, ossia la vita per gli altri.
Maria, stabata iusta crucem, stava lì, ritta, presso la croce di Gesù. Come il sacrificatore sta eretto dinanzi all'altare, così Maria, per offrire un sacrificio come il suo, conserva il medesimo atteggiamento, lo stare lì. Allo stesso tempo testimonia il senso di pace, di kenosis e abbandono alla volontà del Padre. Notiamo la sobrietà del vestito e l'anatomia del corpo, con le sue linee rese senza spessore o peso di tessuto, ma che sottolinea i gesti, i movimenti interiori ed esteriori del suo dolore. Il nostro artista, secondo la cultura ebraica, ha voluto rappresentare Maria con i capelli lunghi per richiamare un romanzo impartito da Mosè dopo la rivelazione da Dio. Di solito le donne facevano la piega ai capelli o li intrecciavano, raramente li tagliavano, tranne che in tempi di profondo lutto. Ed era proibita alle donne di farsi le trecce il giorno di sabato. Nell'iconografia cristiana, come in queste effigie, i capelli lunghi e sciolti indicano, oltre la forza e la vitalità, la disponibilità e l'abbandono fiducioso alla volontà di Dio. Facendo attenzione alla testa di Nostra Signora, notiamo che è reclinata all'indietro, leggermente ruotata a sinistra, e gli occhi mesti sono rivolti verso il figlio, il più bello tra i figli degli uomini, con il corpo lacerato, inchiodato sulla croce, il più eccesso tra le genti, disprezzato e ridotto l'ultimo di tutti, il santo dei santi crocifisso con gli scellerati e gli iniqui. La madre guarda suo figlio, cresciuto L'addolorata intende proporci l'accettazione di ciò che è avvenuto, la forza e la testimonianza del sì decisivo espresso attraverso le sue labbra chiuse e vuole ancora dirci fiat mi seculum verum tuum, in attesa della risurrezione del figlio. Maria, pertanto, in questo orizzonte ci invita ad essere uomini e donne di fede e di speranza, anche nelle avversità della vita, nella malattia del corpo e dello spirito. La Madre ci sollecita ad aprirci al progetto di santità che Dio ha per ciascuno di noi, perché, come dice San Paolo, nessuna tribolazione, nessuna cosa al mondo può separarci dall'amore di Cristo. Altri segni iconologici che l'artista ennese ci ha tramandato ed oggetto della odierna riflessione sono i movimenti delle braccia e delle mani della Vergine Addolorata, atteggiata in pose semplici ma solenni, che simboleggia vera Che illumina ogni uomo, crocifisso, morto e gloriosamente risorto per la salvezza di tutta l'umanità. Questa posizione della mano all'altezza del cuore ci invita a meditare su Maria, che, ricolma di Dio, ha orientato tutta la sua vita in un cammino progressivo di conoscenza di Dio e con crescente novità ha ascoltato, meditato e conosciuto il significato profondo e misterioso di quanto le è successo. Possiamo quindi cogliere in questo gesto le parole del Vangelo. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E anche leggermente resta verso ciascuno
ciascuno di noi per esortarci a vivere la comunione di vita con Gesù e ad accoglierla come nostra madre. San Luigi del Montfort scrive: chi vuole il frutto interamente maturo e completamente formato deve possedere l'albero che lo produce. Chi vuole avere il frutto di vita, Gesù Cristo, deve possedere l'albero di vita, Maria. Chi vuole avere in sé l'attività dello Spirito Santo deve avere la sua fedele sposa ed indissolubile, la Divina Maria. Il vestito della Vergine è nero, colore che per la nostra cultura è segno di lutto. Sulle spalle e sotto il manto da sempre la staffa viene adornata di pregevoli veli ricamati di colore bianco, simbolo della luce e dell'eterno. Il velo bianco indica l'assenza totale e fedele all'alleanza, vissuto nell'amore di Dio come un patto sponsale. Non disprezzare le suppliche, noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Per meditare sul significato del pugnale è necessario prima ascoltare la profezia di Simeone fatta a Maria. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, e ricordarci quale sofferenze lei ha conosciuto per suo diletto figlio. San Bernardo, meditando sulla passione di Gesù e sul dolore di Maria, esclama: O Madre, considerando la violenza del dolore che ha trapassato l'anima tua, noi ti proclamiamo più che martire, perché la compassione che hai provato per il tuo figlio sorpassa tutti i patimenti che il corpo può sopportare. Non è forse stata più penetrante di una spada per la tua anima quella parola: donna, ecco il tuo figlio. Scambio crudele. Il luogo di Gesù ricevi Giovanni, il luogo del Signore il servo, il luogo del Maestro il discepolo, il luogo del Figlio di Dio il figlio di Zebedeo, un uomo insomma, il luogo di Dio. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre che sei nei cieli, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, abbi pietà di noi. Spirito Santo Paraclito, abbi pietà di noi. Trinità Santa, unico Dio, abbi pietà di noi. Madre del crocifisso, prega per noi. Madre del cuore trafitto, prega per noi. Madre del Redentore, prega per noi. Madre dei redenti, prega per noi. Madre dei viventi, prega per noi. Madre dei discepoli, prega per noi. Vergine obbediente, prega per noi. Vergine offerente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Vergine del servizio, prega per noi. Vergine del perdono, prega per noi. Vergine